Ciao, sono la dottoressa Martina Villanova e voglio spiegarti nuovamente e nel dettaglio come attivare l'espansore di tuo figlio. Questa è la chiavetta che ti abbiamo consegnato e questo è l'espansore che è cementato in bocca. Quindi come fare per attivarlo? Come abbiamo visto, la chiavetta viene messa in verticale, quindi questa chiavetta si piega, ok? Quindi io devo aprire la chiavetta e dirigermi verso il forellino che trovo nell'espansore. Come fare? Abbiamo un piccolo forellino visibile, si inserisce fino allo scalino, devo sentire un click perché in effetti sulla chiavetta alla metà di questa sticina di metallo si trova uno scalino che rappresenta il blocco, quindi laddove devo inserire l'asticella nel forellino. Quindi una volta sentito il click, il blocco, sono pronto a dare il giro. Quindi mi sposto verso la parte posteriore, facendo attenzione a non scivolare, fino a raggiungere il massimo, quindi oltre non riesco ad andare. Questa operazione ovviamente deve essere fatta velocemente per evitare che il bambino abbia fastidio e poi giro la chiavetta lateralmente e la sfilo delicatamente andando indietro. Quindi, ripeto, giro la chiavetta lateralmente e facendo un piccolo movimento all'indietro vado a sfilarla e il mio giro è stato completato. Quando ho terminato il mio giro devo assicurarmi che ci sia di nuovo il forellino d'accesso per poter fare un secondo giro. Se il forellino non è ben visibile vuol dire che il giro non è stato eseguito correttamente e quindi dovrei tornare indietro a riprendere da dove mi ero fermata. Per qualsiasi problema non esitare a contattarmi, io sono qui a darvi supporto. Spero di essere stata chiara e che questo video possa essere utile nelle attivazioni e quindi nel lavoro che dovrete svolgere a casa.